Com'è andata domenica la pulizia del fiume della Foce Acragas? Sì, noi del Comitato per la promozione di Maddaluse come luogo del Cuore Fai eravamo lì non solo per ripulire dai rifiuti lasciati dai frequentatori della zona, quindi della foce del fiume e della spiaggia, ma anche per raccogliere le firme per promuovere Maddaluse come luogo del Cuore Fai. Nonostante la giornata fosse estremamente ventosa, c'era quasi tempesta, con i ragazzi della Trinaca siamo riusciti un po' a ripulire la foce, sia la parte a ponente che la parte a levante. Naturalmente, come dicevo, col vento estremamente forte che c'era, non siamo riusciti a pulire anche le piccole cose, non siamo riusciti a raccogliere tutto, però diciamo, i grandi rifiuti e la maggior parte del lavoro è stato fatto. Abbiamo lasciato lì per l'Iseda che verrà a raccogliere, ieri ha raccolto tutta la plastica, circa 20 sacchi, e oggi spero, anzi prossimamente, ancora oggi non ha raccolto, raccoglierà i copertoni, un grande serbatoio di plastica che abbiamo lasciato lì appunto per Iseda, per la raccolta di seda. Come comitato per la promozione di Maddaluse luogo del Cuore Fai abbiamo raccolto qualche firma, ripeto, la giornata era ventosa e quindi anche l'afflusso dei frequentatori della zona, domenicali della zona, non è stata tanta, e abbiamo raccolto qualche firma. Ci sarà un nuovo appuntamento? Speriamo, sì, giornata... recupereremo questa giornata, faremo insieme anche ai ragazzi della Trinaca qualche altra iniziativa, spero sempre nella zona, e non demordiamo. Se è necessario raccoglieremo le firme per la promozione di Maddaluse come luogo del Cuore Fai anche porta a porta a San Leone, sicuramente i residenti saranno più che felici di promuovere questa Maddaluse come luogo del Cuore Fai, e rinnoviamo ancora la richiesta al Comune, all'amministrazione comunale, di realizzare una barra per evitare l'accesso delle automobili. Penso che avvieremo una petizione online per raccogliere le firme per realizzare questa barra. L'attività svolta domenica pomeriggio è stata molto positiva. Inizio ringraziando tutti i nostri collaboratori volontari che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento. Abbiamo raccolto circa una ventina di sacchi grandi di spazzatura, trovando rifiuti di ogni genere, addirittura una batteria per macchina, oltre ai copertoni. Spero che questa giornata possa essere l'inizio di un cambio di mentalità che tanto auspichiamo.